Ciao, sono Nicola. Il mio coinvolgimento nel progetto Rema nasce con la chiamata di Claudio e Simone che mi hanno chiesto di realizzare la copertina, dato che io dipingo, mi occupo di pittura sostanzialmente. C'era l'idea di lavorare sul concetto appunto di macchiato, perché appunto dal titolo Tinto, che allude a più significati della stessa parola, abbiamo trovato in maniera felicemente fortunosa del materiale utile insomma, al progetto, e quindi poi è stato usato per la realizzazione della copertina. Un vecchio progetto storico realizzato con bitume ad olio su fogli di rame, quindi poi ho realizzato altri lavori che abbiamo fotografato, abbiamo assemblato insomma poi in una fase successiva. Dato che il titolo del disco è Tinto, il riferimento alla pittura, anche a un certo tipo di pittura astratta, è facile, è automatico. È un lavoro gestuale, vagamente espressionista, quindi poi le macchie di colore hanno una loro autonomia. La forma del lavoro finale è data anche da quello che il colore fa, a prescindere dal gesto, dal segno che è stato fatto volontariamente, no? Quindi questo incontro tra la superficie, la macchia, il medium, se vogliamo, crea questo spandersi della macchia, che poi è quello che iconograficamente serviva all'idea del lavoro di copertina. La cosa importante è la dinamica, i percorsi che queste macchie prendono all'interno della superficie. I contenuti extra del DVD. Sono stato coinvolto dai ragazzi non solo per il progetto di copertina, ma anche per aiutarli a trovare altri illustratori, non solo nella cerchia di amici, diciamo, che potessero dare un respiro più ampio al lavoro e quindi non fosse una cosa fatta solo in famiglia, per così dire. E io infatti ho contattato poi Milena Puglisi, il cui lavoro conoscevo da un po' di tempo, perché abbiamo abitato nello stesso periodo di tempo a Bologna. Ho pensato che fosse adatta al tipo di lavoro che si stava andando a fare. Quella di vivere a Palermo è una scelta di cuore, diciamo, non tanto di necessità. Per fortuna ho potuto scegliere, ho scelto quella che io reputo, escluse un paio di grandi città d'arte, una delle più belle d'Italia. Noi tendiamo un po' a ignorare i luoghi che abitiamo in genere, o comunque attorno ai quali gravitiamo culturalmente. La Sicilia chiaramente è uno di questi luoghi, un luogo molto importante da tanti punti di vista. E quindi la scelta di venire a vivere qui è anche in funzione di questo, cioè di comunque vivere una città molto attiva anche da un punto di vista di produzione culturale attuale, molto ricca da un punto di vista di eredità culturale antica, e quindi il senso è un po' questo. L'intervista la facciamo qui perché questo è uno dei posti a cui sono più legato in città, quanto io la frequentavo questa città anche prima di venirci a vivere. Venivo a trovare degli amici e mi capitava di frequente di passare di qui, magari tornando a casa a notte fonda, così, di anche dialogare, fare domande, chiedere consigli alle statue che vedete alle mie spalle, e devo dire sono stati sempre consigli preziosi.